Siamo presenti a questa conferenza perché riteniamo molto importante quello che è l'intervento del pubblico, quelli che sono i piani di sviluppo rurale, proprio perché nel momento in cui questi vanno a stimolare il comportamento degli imprenditori agricoli verso il futuro, verso quella che può essere l'agricoltura del futuro, riescono a ottenere il risultato voluto. C'è una situazione adesso dove finalmente c'è una condivisione generale dell'importanza del valore ambientale dell'agricoltura e del fatto che sia fondamentale fare un'agricoltura sostenibile. La conferenza per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Veneto ha visto il CREA, a cui appartengo assieme a altre università del Veneto, a dare un supporto scientifico nella definizione delle strategie che dovrà perseguire la Regione Veneto nell'arco dei prossimi 10 anni per quanto riguarda l'agricoltura e le aree rurali in genere. Il lavoro che stiamo facendo ha proprio questa ambizione di riuscire a dare un quadro il più possibile completo di quelle che sono le sfide che aspettano l'agricoltura e le aree rurali nei prossimi anni. La CIA mi ha dato l'opportunità di essere qui oggi in quanto da quando ho iniziato la mia esperienza come azienda agricola mi sono interessata alla possibilità che l'agricoltura, le aziende agricole soprattutto di piccola dimensione possano essere un'opportunità di integrazione con il sociale, con i servizi alla persona. Sì, siamo qui oggi a Padova per gli Stati Generali dell'Agricoltura della Regione Veneto, per appunto tracciare il percorso e la via per il 2030, quindi una prospettiva futura in cui in questi Stati Generali abbiamo voluto mettere assieme le eccellenze delle nostre università di Padova, di Verona, di Vicenza, di tutti coloro che comunque operano nelle innovazioni in agricoltura. Abbiamo voluto mettere insieme le più di 300 sigle, dagli ambientalisti agli agricoltori, a tutti coloro che si occupano in particolare di ambiente e di agricoltura della nostra regione, per appunto creare le strategie che determineranno le scelte della Regione Veneto nel futuro.